Assemblea degli azionisti oggi del gruppo Benetton, si discuteva all'esame, si prendeva in esame il bilancio del 90 e si proponeva anche l'aumento del capitale. Ecco, si è reputato soddisfatto di quest'annata sicuramente, visto che i risultati sono più che buoni. Sì, è stato un anno eccezionale per noi, forse difficilmente ripetibile nel 91. Abbiamo avuto un incremento di fatturato sull'ordine del 24%, incremento anche degli utili molto importanti, acquisizioni di nuovi mercati, in special modo nell'estremo oriente, dove abbiamo triplicato il fatturato in quella zona. Quindi, ecco, il 91 sarà sicuramente anche buono, però penso non ripetibile rispetto al 90. Un'ultima cosa, lei ha parlato di sponsorizzazioni, non si può non pensare allo sport, del quale lei è il rappresentante per la Benetton. Si reputa soddisfatto fino a questo momento della stagione delle sue protette? Sì, nello sport purtroppo non si è mai completamente soddisfatti, si vorrebbe sempre il massimo, anche se noi, onestamente ho già avuto modo di dirlo, con lo sport abbiamo avuto questo rapporto, abbiamo tentato un rapporto non violento, perché forse ne avremmo avuto anche i mezzi per cercare di fare di più, acquisendo magari giocatori di più nome oppure tecnicamente più validi e magari arrivando anche a dei risultati prima, però abbiamo preferito la linea un po' più morbida, quella di far crescere tutto l'ambiente, e credo che siamo avviati molto bene. Ecco, adesso l'ambiente è cresciuto, adesso stiamo cercando di avere anche i nomi, la qualità e puntare quindi al massimo. Questi in tutti e tre gli sport, onestamente. Comunque diciamo che nel complesso mi sento molto soddisfatto. Il nome della Benetton, il successo della Benetton, una famiglia unita per tutti questi fini. Beh, è un modo di lavorare, diciamo che ci è congeniale perché siamo partiti utilizzando le nostre esperienze, le esperienze e forze e mettendole insieme, per cui non so se sia un modello da generalizzare. Sicuramente possiamo dire che per noi è stato fondamentale immaginare una vita, un lavoro mescolato a rapporti umani molto significativi, molto importanti. Questo dico la famiglia, dico gli amici, perché molto spesso abbiamo degli amici che sono proprio dei familiari. Benetton si fa così sentire, si fa conoscere nel mondo per lo sport, per il suo abbigliamento, anche per la pubblicità. Questa fuma pubblicitaria che ha sempre un po' del punzecchiare. Benetton ha davvero bisogno di una pubblicità così? Benetton ha cercato non di compiere esibizionismi o di compiere miracoli, ha cercato di affrontare un tema che era della pubblicità globale, avere così delle indicazioni, degli input su una pubblicità e un'immagine che servisse come comunicazione, perché la pubblicità serve come comunicazione, e che andasse bene come tema in tutto il mondo, per cui abbiamo trovato largo spazio, molta adesione, molta simpatia anche col problema delle razze, col problema dei colori della pelle. Poi ultimamente l'abbiamo trovata con questa immagine dei preservativi, cioè che voleva dire le malattie, l'AIDS, eccetera, che sono temi universali. Io credo sia molto importante, cioè non è una volontà di essere creativi, sai? Io credo che cioè capire dove va il mondo, questo è molto importante. Io non credo che se un cantante farà una buona musica sia un cantante creativo, cioè lui interpreta il suo momento contemporaneo o magari è un po' avanti.